Nessun paese è a rischio zero, sono state le prime parole del ministro dell'Interno Alfano dopo la strage di venerdì. Anche a Venezia, dove gli obiettivi sensibili sono molti, i controlli sono già stati intensificati. Aeroporto, porto, piazza San Marco, ma anche ambasciate e sedi diplomatiche, le chiese e dopo ieri le spiagge prese d'assalto da migliaia di turisti. Per coordinare l'attività delle forze dell'ordine, sabato mattina il prefetto Cuttaia ha presieduto una riunione con i vertici delle forze dell'ordine, alla presenza del procuratore distrettuale antiterrorismo Di Ippolito, per intensificare al massimo il dispositivo di sicurezza antiterrorismo. Sono state individuate specifiche misure di controllo che andranno ad aggiungersi a quelle già in atto, anche mediante l'utilizzo del personale di rinforzo in precedenza messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, ha dichiarato in una nota Cacorner. Rafforzate le misure di sicurezza nelle località balneari e anche in corrispondenza degli snodi principali stradali e autostradali. Controlli intensificati ovviamente anche nelle stazioni ferroviarie e in aeroporto. La prefettura avverte inoltre che potrebbero essere inevitabili i disagi per i cittadini e i turisti, ma saranno volti a garantire l'incolumità di tutti.